È un caro regalo di mio suocero e non la porto mai fuori di casa. Deve essere da queste parti. Ora magari o è scivolata sotto un mobile o sotto un tendaggio. Ma infatti, sì, anch'io pensavo. Architetto? Sì? Credo sia difficile che la sua penna si trovi sotto la mia gonna. Con permesso. Tu sei la domestica. Il tuo compito è servire, pulire, cucinare e badare in generale alla casa. Quindi, come stanno e dove sono le mie figlie non sono cazzi tuoi. Pronto, buongiorno dottore, sono la marchesa Mariana Delfina Lucrezia di Bougainville. Sì, io sto benissimo, lei? La sua signora? Ma allora c'è un fantasma qui dentro? Potrebbe. Vale Mario che sei tornato per che quella statuetta che vai Fuori e dentro che non ti capisci niente. Ma vi siete ammattite? Ma che cosa avete? Ma che stiamo dicendo che siamo isolati? Io chiamo la ditta. Vostra madre chiama l'amica matta là. E tu, Emma, non chiami proprio nessuno. Santa pazienza, fuori! Fuori di qua! Ah no, questa è casa mia e le mie amiche restano. E invece vanno! E invece restano. E invece vanno! E invece restano. Allora, noi ci sediamo. Quando avete deciso, ce lo dite. Voi sostenete di avere dei fantasmi in casa, dico bene? E non vorreste che dei ghost hunters facessero delle indagini? Posticino? Deborah! E allora a quest'ora sarà già andato a letto e non vorrei disturbarlo. È un tipo così abitudinario, papà.